Tanta paura ancora tra gli abitanti di Brendola che la scorsa notte, preoccupati dall'odore acre e dal fumo che vedevano uscire di nuovo dall'Aisello Vernici, hanno chiamato ripetutamente il 115. I vigili del fuoco sono arrivati da Lonigo. Emergenza finita all'alba. Alle 7 tutti i focolai erano stati spenti, ma il presidio resta. Per tutta la giornata i pompieri di Vicenza hanno dato supporto tecnico alle operazioni di messa in sicurezza. In comune il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, guarda avanti e per lunedì mattina alle 9:30 ha convocato un tavolo tecnico con ARPAV, Regione, Provincia e la stessa ditta. All'ordine del giorno un puntuale programma di bonifica. La prossima settimana sono previste piogge che riaprirebbero l'emergenza. Nel frattempo resta in vigore l'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua del vicino fiumicello per l'irrigazione dei campi, problema che non si limita alla provincia di Vicenza. 12 comuni della Bassa Padovana coinvolti. 12 comuni, 80.000 ettari, una situazione difficile nella Bassa Padovana in cui già oggi le difficoltà dell'irrigazione è una difficoltà imminente in quanto la siccità è alle porte. È un'area molto difficile, basti pensare già ai grossi problemi del PFAS e già ai problemi dell'inquinamento del Frattagorzone, e quindi l'agricoltura sempre in primo piano in difficoltà. Emergenza senza fine. Un primo passo verso un ritorno alla normalità è stato fatto nella canaletta che scorre vicino all'azienda da dove sono state recuperate le carcasse di pesci morti. Sabato si procederà nei comuni vicini. Se da ARPAV arriva la notizia che i valori dell'acqua stanno tornando alla normalità, la preoccupazione resta quella di nuove precipitazioni in arrivo che potrebbero riportare tutte le operazioni fatte in queste ore al punto di partenza.